Colpo di scena. Il processo per la morte di Davide Rebellin oggi segna una svolta inattesa. I giudici infatti dichiarano l'inammissibilità del patteggiamento chiesto dai legali di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il campione veneto di ciclismo. Un'udienza breve in cui tutto sembrava già incanalato verso il patteggiamento, un'istanza che già in fase di indagini preliminari era stata respinta. Successivamente, il 19 febbraio, i legali di Wolfgang Rieke avevano rinnovato l'istanza di patteggiamento, quantificandolo in una pena di 3 anni e 11 mesi. Il pubblico ministero si era detto d'accordo. Quella di oggi dunque sembrava un'udienza in cui sarebbe stato confermato il patteggiamento e invece il colpo di scena. Il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto la stessa era già stata formulata allo stesso modo e già rigettata dal GIP. Il collegio ha dichiarato inammissibile l'istanza di patteggiamento ritenendo corretta una corrente giurisprudenziale per cui l'istanza di patteggiamento presentata davanti ai giudici del dibattimento deve essere diversa rispetto a quella presentata davanti ai giudici per indagini preliminari. Quindi sulla base di questa corrente giurisprudenziale il Tribunale ha ritenuto inaccoglibile, inammissibile l'istanza di patteggiamento e ha rinviato per il dibattimento al 27 maggio. Hanno ritenuto di non accogliere allo Stato il patteggiamento che avevamo formulato e di procedere con il dibattimento. Questo non è un problema, aspettiamo la prossima udienza fissata per il 27 maggio nella quale verranno sentiti i consulenti di parte per far valere le nostre ragioni. I giudici hanno dunque dichiarato aperto il procedimento. Wolfgang Rieke si trova agli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. Il 27 maggio alle 14:45 la prima udienza dibattimentale è fissata in tribunale a Vicenza. I giudici hanno ritenuto di applicare questo indirizzo giurisprudenziale e appunto per noi non è un problema in quanto affrontiamo il dibattimento serenamente. La famiglia si aspettava che si andasse a processo, in particolare dopo il rigetto dell'istanza di patteggiamento da parte del giudice delle indagini preliminari, quindi ecco, da parte nostra, da parte della famiglia, è quello che ci aspettavamo.